Record di ascolti per Media Nord-Est, la Dunata Triveneta conferma che il nostro gruppo è la casa degli alpini. Tribunale della Pedemontana, unito il territorio per la sua apertura, ma c'è chi rema contro. Iniziati i lavori di restauro sul Ponte Vecchio, le ragnatele però sembrano destinate a restare lì fino a settembre. Provinciale di Granella, il comune punta alla sicurezza del tratto stradale, troppi gli incidenti. Comune di Marostica al lavoro per la realizzazione della nuova scuola montessoriana di Vallonara. Ferie umanitarie per gli anestesisti di Cittadella in Eritrea per aiutare i bambini. Estate carmignanese fino al 27 agosto, Piazza Marconi ospiterà la Kermesse. Vola in Serie D il Bassano Calcio di mister Sambugaro, una festa per tutta la città. Un cordiale buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TG Bassano. Lo avete visto dai nostri titoli, record di ascolti per Media Nord-Est. La Dunata Triveneta di Belluno conferma che il nostro gruppo è la casa degli alpini. La casa degli alpini è Media Nord-Est. Anche la Dunata Triveneta di Belluno ha confermato il trend che contraddistingue il nostro gruppo. Ancora record di ascolti per Media Nord-Est, che ha raccontato tutto lo sfilamento di Belluno in diretta a partire dal sabato, per poi far registrare picchi di ascolto assoluto durante il passaggio delle Penne Nere del Veneto domenica. Un evento, quello di domenica, seguito sulle nostre reti da quasi 1 milione di spettatori per oltre 15 ore di diretta nel weekend. Questo significa che i telespettatori hanno scelto ancora noi per vivere le emozioni di Belluno, confermando Antenna 3 e Rete Veneta la vera casa degli alpini e facendo segnare un altro storico unplan per Media Nord-Est, capace di confermarsi come gruppo di emittenti TV leader per distacco sulla concorrenza in tutti i grandi eventi. Una diretta, la nostra, vista in tutto il mondo, sul web, con messaggi da Stati Uniti, Canada, Sudafrica, Germania e Austria. E allora, come sempre, grazie alpini, grazie a tutti i tecnici, ai giornalisti, agli operatori, alla regia, ma soprattutto grazie a ognuno di voi. E sono state quasi 30.000 le presenze a Belluno, un vero successo che riviviamo nel prossimo servizio. Da Cavarzano, lungo il ponte a loro dedicato, e poi giù lungo Viale Fantuzzi, Via Segato, Piazzale Cesare Battisti, Via Loreto, infine l'ingresso spettacolare sull'Iston. Gli alpini del nord-est si sono così riappropriati della loro città simbolo e Belluno non li ha affatto delusi. I numeri sono quelli di un grande evento, 200 i pullman, code in autostrada, l'ambioi tutto esaurito dall'alba. Il bilancio è andato oltre le aspettative. In questi 3 giorni del raduno Triveneto abbiamo avuto veramente numeri da grandi eventi. Abbiamo avuto l'arrivo in città in un numero veramente importante di pullman, tra i 150 e i 200, e le valutazioni fatte sono che non hanno sfilato non meno di 20.000 alpini. Credo che questo sia stata una grande risposta di una città alpina. E ringrazio tutti gli organizzatori e soprattutto i tanti volontari che hanno reso possibile questo evento. Non poteva esserci città più adatta di Belluno, il commento del presidente Luca Zaia, che ricorda come quest'anno ricorrano i 60 anni dal Vajont, tragedia che vide in prima linea nei soccorsi proprio le Penne Nere, e ai soccorritori, compresi ovviamente gli alpini, ha annunciato il presidente della provincia Roberto Padrina. Longarone, città di cui è sindaco, dedicherà un viale. Ieri come oggi l'orgoglio e l'impegno dal Vajont a Vaia e all'alluvione in Emilia-Romagna, uno spirito che si vuole preservare con la proposta di sempre, quella di una mininaia o comunque di un periodo di servizio civile. Chi vorrà potrà fare la scelta anche di farlo inquadrato in termini militari, chi vorrà potrà anche farlo inquadrato, e c'è già un'esperienza in termini civili, però quello che è fondamentale è che diventi obbligatorio, cioè che tutti i ragazzi in un certo periodo del loro tempo, non tantissimo, ma lo possano dedicare agli altri. C'è chi dice che a Belluno non si vedevano così tante penne nere dal 1997, quando si salutò lo scioglimento della Brigata Cadore, segno di un corpo ancora vivo.
E da Belluno ci spostiamo in Pedemontana, o meglio nella zona pedemontana, per parlare del Tribunale. Territorio unito e compatto per la sua apertura, anche se però c'è chi rema contro. Tribunale della Pedemontana, un intero territorio compatto per vedere la sua realizzazione. Da Roma stanno arrivando notizie che fanno ben sperare, ma c'è una frangia di contrari, rappresentanti degli ordini, degli avvocati vicentini, padovani e trevigiani, che starebbero remando contro. Il consigliere bassanese Gianluca Pietrosante non ci sta. Sinceramente non capisco una parte, perché non tutti, degli ordini professionali, degli avvocati, insomma, siano contro in maniera, se vogliamo dire, proprio veemente contro la riapertura del Tribunale della Pedemontana. Io dico solo che questa riapertura parte dal basso, quindi sinceramente non capiamo, non capisco anche da cittadino prima che da consigliere comunale tutta questa veemenza contro la possibile riapertura. Tra le motivazioni che avrebbero avanzato gli ordini degli avvocati ci sarebbe la mancanza di personale per il nuovo tribunale, ma anche qui Pietrosante interviene. Falso, perché insomma con i fondi del PNRR, questa è politica nazionale, il governo ora è incentivato ad assumere sempre più personale presso la pubblica amministrazione. Soltanto il Ministero della Giustizia ha indetto un bando di concorso per il reclutamento di personale di 20.000 persone. Pare che sia quasi una scusa il fatto che insomma vada a sottrarre l'eventuale apertura personale agli altri. C'è da chiedersi il perché di questa ostilità. Qualcuno vocifera che ci sia insomma una diaspora di un'eventuale clientela. C'è questo che gira. Non lo so, io spero che non siano questi i reali motivi, voglio dire, no? Anche perché, visto che c'è un ingolfamento da parte dei procedimenti civili e penali, la riapertura di Bassano andrebbe anche a vantaggio non solo dei cittadini, ma anche dei funzionari che lavorano e anche dei legali, voglio dire. Nei prossimi giorni gli avvocati bassanesi incontreranno la sindaca Pavan e i rappresentanti delle categorie per portare avanti tutti uniti questa campagna per la riapertura del Tribunale della Pedemontana. Lei è ottimista? Vedo per la prima volta che pare che stiamo andando veramente sulla strada giusta. Ecco. Nordio verrà presto a Bassano proprio per rassicurare questa sua volontà. E intanto a Bassano sono iniziati i lavori sul Ponte Vecchio, le ragnatele però sembrano destinate a dover restare lì almeno fino a settembre. Il Ponte Vecchio si rimette a nuovo. Sono iniziati i lavori di restyling e manutenzione ordinaria che saranno divisi in 3 fasi. Per una settimana, questa, meteo permettendo, si lavorerà al restauro delle balaustre, dei fronti sud e nord, colonnine e poggioli compresi. Sono le maggiormente esposte agli agenti atmosferici, per cui richiedono un costante intervento di pulitura soprattutto e di lucidatura con una patinatura che verrà eseguita nei giorni successivi. Ecco, quanto dureranno grosso modo questi lavori di manutenzione e pulitura? Noi auspichiamo di finire in una settimana, ma forse qualche giorno in più ci vorrà, insomma questa è la nostra intenzione. È un materiale che è molto soggetto alla termodilatazione, agli agenti atmosferici, il vento, l'aria che qua sul ponte spira in maniera consistente e purtroppo notiamo anche noi che ci sono queste fessurazioni continue, questi movimenti del legno che però sono tipici della materia. Le altre 2 fasi si dipaneranno tra luglio e settembre con la manutenzione dei rostri sul fiume e la stesura del protettivo per il pavimento. Però speriamo che la gente, i turisti non alzino gli occhi al cielo perché ci sono tante di quelle ragnatele che fanno schifo. Speriamo siano pulite al più presto e speriamo che i lavori continuino per non dover rattoppare troppo e dare la possibilità ai turisti di vedere delle crepe, delle ragnatele, della vernice scrostata che non fa certo onore a un ponte come questo. Pulizia della copertura che verrà realizzata entro settembre, fanno sapere dal Comune. Nel frattempo, dunque, non resta che guardare avanti. Molto meglio così che così. E adesso spazio alla cronaca. Torniamo a parlare dell'anziana di 89 anni violentata nel garage della sua abitazione. La donna è stata dimessa dall'ospedale e intanto continua la caccia all'uomo.
È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata nel suo appartamento. L'anziana, che pochi giorni fa è stata aggredita nel garage della sua abitazione. Ha implorato il suo assalitore di lasciarla andare, ma per la donna nessuna pietà. È stata violentata a 89 anni nel suo garage di casa. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di pelle scura, a volto coperto, si sarebbe intrufolato nel box del palazzo e avrebbe minacciato la donna con un coltello. L'anziana, inizialmente pensando a un tentativo di rapina, per lo shock sarebbe rimasta completamente immobilizzata, senza riuscire a reagire, e da qui l'inizio dell'incubo. L'uomo è poi fuggito, facendo perdere ogni sua traccia, lasciando la donna inerme sdraiata sul pavimento. Raccolte le ultime forze, l'anziana è tornata nella sua abitazione, decisa a tenere nascosto l'accaduto, ma a causa delle profonde lacerazioni provocate dall'aggressione si è recata al pronto soccorso, raccontando a medici e infermieri il terribile accaduto. Verificata l'aggressione attraverso il cosiddetto kit stupro, che consente di raccogliere e conservare le prove di un reato sessuale, dall'ospedale è partita la segnalazione alle forze dell'ordine. L'89enne, dopo essere stata dimessa, ha formalizzato una denuncia ai carabinieri. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona. Continua la caccia all'uomo. E a Cartigliano il comune investe e punta tutto sulla sicurezza stradale. Punta alla sicurezza il comune di Cartigliano, intervenendo su alcuni tratti della provinciale Granella, teatro negli ultimi mesi di alcuni incidenti stradali. Ed è così che l'amministrazione comunale è partita con gli interventi di messa in sicurezza da uno dei punti più pericolosi e sensibili del tratto, l'intersezione tra via Don Luigi Sturzo e via Po. Luogo in cui ci sono stati anche 2 incidenti. Il marciapiede che abbiamo visto prima proseguirà fino a qui e qui, come vedete, abbiamo fatto l'attraversamento. Questa zona qua verrà completata con un semaforo intelligente con la spirale. Sicurezza attraverso l'uso della tecnologia, rendendo il tratto sicuro per automobilisti, ciclisti e pedoni. La tecnologia è quella a spirale, che appunto viene delimitata da un triangolo giallo in cui quando arrivano le macchine si fermano, sente la loro presenza e darà via libera. Interventi anche lungo via Po, completato infatti un marciapiede per pedoni e ciclisti, oltre che un attraversamento. Da martedì invece al via lavori per la segnaletica orizzontale. Comune di Marostica al lavoro per la realizzazione della nuova scuola montessoriana. Storica scuola elementare di Vallonara, bye bye, toccante il saluto che alunni, genitori e insegnanti hanno dato alla struttura, come vi abbiamo mostrato nei nostri TG. Ma niente paura, perché è in animo la costruzione del nuovissimo plesso della primaria montessoriana nella frazione di Marostica. La scuola Vallonara chiude di fatto per la poca natalità che abbiamo sul territorio, ma riaprirà con un grande progetto, quello del Montessori, che andrà ad abbracciare non soltanto il territorio comunale, ma anche tutte le famiglie che vorranno utilizzare questo nuovo servizio che metterà a disposizione l'amministrazione. Abbiamo completato il progetto esecutivo, stiamo partecipando a dei bandi per ottenere risorse per la demolizione e ricostruzione e parteciperemo ancora, se non dovessero andare bene questi bandi, ad ulteriori bandi per ottenere risorse e realizzare questa scuola, perché è una volontà della mia amministrazione, era un nostro programma, un punto elettorale e lo porteremo a termine. Irigem ancora una volta premiata al concorso Visci di Nardini. Anche quest'anno Irigem, l'ente di formazione professionale, si distingue con le classi seconda e terza multimediale al concorso Nardini Viscidi, un evento con al centro l'importanza della donazione di organi e sangue grazie all'impegno del reparto donatori di sangue Montegrappa. Premio andato anche agli studenti dell'ente di formazione Irigem di Rosà, appunto, che hanno elaborato prodotti multimediali con grafiche e video emozionali e altamente suggestivi, finalizzati al racconto e alla sensibilizzazione, un modo in più per sottolineare l'importanza del dono e la ricchezza che ne deriva in chi lo fa e in chi lo riceve. E ieri è stata una domenica di grande festa in città perché il Bassano approda in Serie D. Vola
in Serie D il Bassano e lo fa portando con sé i suoi tifosi e tutta la città. Una sconfitta per 1-0, quella in casa con il Progresso, che regala ugualmente alla squadra di San Bugaro il biglietto di sola andata per il massimo campionato dilettantistico. È da 3 anni che ci proviamo e finalmente ce l'abbiamo fatta. Sono molto contento e la dedico a tutta sta gente che ci viene a vedere e che non molla mai niente, quindi sono contentissimo. Un risultato storico per il club di Bassano che nel 2018, dopo la sua rifondazione, era ripartito dalla prima categoria e ora sogna in grande. Per noi è una soddisfazione enorme arrivarci qui in questo stadio con questo pubblico. Diciamo che non è una favola perché noi ci abbiamo messo impegno, quindi le favole hanno sempre migliorato fino, oggi non era scontato, abbiamo lottato e siamo arrivati qui. È stato un cammino veramente esaltante e penso che i ragazzi, il mister, tutti se lo meritano perché abbiamo fatto quest'ultima parte qua veramente bene, ma anche giocando un calcio di qualità, una squadra che merita il salto di categoria. Grande partecipazione al torneo della Pieve di Sant'Eusebio. È Contrada Fontanelle la vincitrice assoluta del torneo della Pieve 2023 che ha visto sfidarsi le 5 contrade della frazione di Sant'Eusebio di Bassano, oltre a Fontanelle anche San Cristoforo, Villaggio, Chiesa e Corte. Una settimana di partite sui campi di pallavolo e calcio dei centri sportivi del quartiere, con i residenti agguerriti più che mai nel tentativo di aggiudicarsi gli ambiti trofei. Nella finale di pallavolo si sono sfidate Fontanelle e San Cristoforo, per il calcio sono scese in campo Fontanelle e Corte e in entrambe le discipline Contrada Fontanelle ha sbaragliato tutti. E adesso spazio ad alcune brevi notizie del territorio. Incidente stradale nella zona dell'Ortigara, ferito un motociclista di 56 anni di Rovigo. Il Centauro stava percorrendo una strada con divieto di transito che conduce a Monteforno quando è caduto. Sul posto il soccorso alpino è stato elitrasportato al San Bassiano. Dal 27 giugno fino al 5 settembre a Rosà 12 sere d'estate davanti al grande schermo con la rassegna cinematografica all'aperto Il Giardino del Cinema che si terrà nell'area verde della Biblioteca Civica. A Cittadella è stato attivato un canale Telegram di comunicazione e informazione per ricevere in tempo reale gli avvisi e le notizie che riguardano il comune. Il servizio è gratuito e visualizzabile su PC, tablet e smartphone. Restiamo a Cittadella perché un gruppo di anestesisti dell'ospedale ha scelto di andare in ferie in Eritrea per aiutare i bambini. Niente mare o montagna, niente relax, le ferie per un gruppo di medici padovani sono state all'insegna della solidarietà. Gli anestesisti Guido Di Gregorio e Laura Frigo, rispettivamente direttore e dirigente medico dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Cittadella, e Valentina Fincati ed Elisa Furlani, specializzante di anestesia e rianimazione dell'Università di Padova, le loro ferie le hanno utilizzate per far del bene. Sono volati ad Asmara in Eritrea, 9 giorni di missione umanitaria in cardiochirurgia pediatrica, lavorando con un team di 24 professionisti. Abbiamo compiuto 14 interventi di cardiochirurgia pediatrica per cardiopatie congenite. La più piccolina, racconta il dottor Di Gregorio, è stata una bambina di appena 4 mesi e 5 kg di peso. Il lavoro dei medici padovani è sempre avvenuto in collaborazione con il personale medico ed infermieristico locale per dar loro l'opportunità di formazione e crescita. L'organizzazione di volontariato con la quale il team è partito è la Med Action Bambini con Elias. E a Carmignano di Brenta è tempo di estate carmignanese. Cultura, musica, teatro, motori, sport, buon cibo e tanto altro per questa edizione dell'estate carmignanese. Il sipario si aprirà martedì. L'apertura della manifestazione, infatti, è stata posticipata per il lutto cittadino deciso per la scomparsa dell'ex sindaco Gino Carolo. Piazza Marconi farà da cornice alla grande apertura con il concerto d'estate tra le note della banda orchestra. Novità nella proposta sportiva di questa edizione sarà la 31esima edizione del Giro del Veneto, evento ciclistico nazionale, che il 29 giugno approda nelle strade di Carmignano, concludendo una delle tappe del Giro. Una manifestazione che ormai è diventata un punto di riferimento per tutto il nostro territorio, con tantissimo divertimento, con momenti di musica, di concerti, di teatri, incontri con l'autore, ma anche con tante iniziative dedicate ai più piccoli. Un ringraziamento doveroso va alla Parrocchia di Carmignano.
Ogni domenica ci saranno spettacoli dedicati ai più piccoli. Il ricco programma culturale andrà a soddisfare le esigenze e i gusti di tutte le età. Per gli amanti del teatro, il giovedì sera sarà dedicato alle rassegne teatrali, motivo di divertimento e risate. Appuntamento in prima serata con il focus del nostro direttore Luigi Bacialli. Gli ospiti di questa sera saranno Marco De Balsis, Alessandro Manera, Alessio Morosin, Stefano Pelloni, Alan Sevenzin e Alberto Villanova. È davvero tutto, a questo punto non mi resta che ringraziarvi per aver scelto la nostra informazione, vi auguro una buona serata e vi lascio al meteo.